Buongiorno, è qui che si mangia? Sì, qua si mangia. Ah, perfetto. Benvenuti. Molto caratteristico. Chi sta cucinando? Tosi, eccomi qua. Ah, buongiorno. Buongiorno. Ecco qua, menù a vostra scelta. Grazie. Grazie. Decidete se c'è qualcosa che non capisci, qualche parola strana, perché Perfetto. vi ricordo che è molto tradizionale e con piatti un po' rari. Domandami che Perfetto, grazie mille. Grazie. Grazie mille. Ragazzi, a me ispira il risotto con le ortiche. Sinceramente non le ho mai mangiate, proverei a mangiarle, no? Voi come? Ortiche? Sì. Anche a me sinceramente, sempre viste, parlato male, però Magari... mi incuriosisce questa Esatto. abbiamo da perdere. Dai, proviamo queste ortiche di secondo frittata bruscandoli. di bruscandoli. Bruscandoli. Proviamo? Dopo li domandiamo. Dopo gli domandiamo, bruscandoli mai sentiti sinceramente. E di contorni bignigue. Bignigo. Cosa sono? Abbiamo trovato proprio il posto. Sì, sì. Scrivere sta roba. Bisogna domandargli prima, eh. Beh, Sì, va dolci ragazzi, io direi grandi, andiamo classici. sui grandi. Sì. Benissimo, cos'è che sei? Cosa sono i bruscandoli e le bignigue? Le conosci? No, Mai sentito? no, No. Allora, bruscandoi. I bruscandoi è una pianta che cresce tra i fossi, selvatica completamente. In italiano si chiama luppolo, Come quello della birra? come quello della birra. Esattamente. Sì. E invece le bignigue? Bignigue sembra bignigue. Alcuni dicono anche bignigue, che sia un poco di tutto, dipende qua proprio dai comuni, piccole variazioni di lingua, ma è sempre qui. E bignigue è la pianta del papavero, piccola, che ha buttato solo le foglie, prima che faccia il Ho papavero. capito. Ecco tu, scusami, prima parlavamo dei bignigue, che non si steo, e vi faccio vedere. Ah, sono queste? Queste sono le piantine del papavero che naturalmente non era più nessuno lì perché che si da diserbanti, concimi chimici, avevo capito. E ora se è pericoloso. Sì, anche con i bruscandoli comunque sarà la stessa storia. Però il più o meno. bruscando viene da fosso e quindi te sei seria un poco meno, Ho capito. Però quelli che rancuremo noi altri, che avevamo poca gente che rancura dei avveciotti, finché se vivi ancora, e raccoglie solo delle zone dove che non c'è proprio campi, a un campo coltivato a 1 metro, un pochettino fuori, e anche bignigue comunque si trova fuori dai campi anche dei fossi. Capito. Ecco, per cui diciamo, andiamo sul sicuro. Mi è meglio quasi sempre e sono ancora qua. Comunque, Sì. pensandoci a quello che ha detto, cioè lui ci sta dicendo che c'è una gran richiesta di questo prodotto, perché alla fine è un prodotto molto semplice che non ha bisogno di molte cure. Esatto. Però le uniche persone che riescono a trovarlo sono gli anziani che magari conoscono già le piante e tutto. Non c'è nessuno che prova a coltivare queste piante. Ad esempio questa trattoria, appena la gente non prenderà più le piante spontanee, andrà a fallire sicuramente. Chissà quante altre trattorie andranno a fallire insieme a questa. Ah, sì. Sarà destinato a morire. Sì, perché non pensiamo a coltivare noi queste piante? Non è una brutta idea. Manca. Bisogna prima informarsi però. Dovremmo informarci sì su come poterle coltivare e tutto, poi la disponibilità dei terreni anche. Esatto. Dovremmo Ora trovare come dei ora non terreni. abbiamo niente in mano. Esatto. Niente. Però sarebbe veramente un bel progetto per una vita fuori dalla Magari scuola. appena finito la scuola, esatto. Bisognerebbe provare. Potremmo sentire prima a scuola se c'è qualcosa che può. Che può aiutarci. Aiutarci. Sì, veramente. Perché se no non fai più di tanto non vai. Davide, Vito, qua il 8 campi, 7 metti qua a casa, 7 campi. Se un domani è voglia di fare, mettiamo su anche la capota perché lo ancora come amici. Ma quindi nonna mi stai dicendo che mi lasci tutto a me qua? Quasi tutto tuo, ma non credo. Oh, sicuramente Ma non. stai scherzando? Sul No, serio? sì, ma se cato qualche buona poiastra ti sei che mi tocca a scampare e non so dopo un cavare finito. Grazie mille, Ma ma finalmente, sul serio mi stai dicendo che mi lasci tutto a me? finalmente adesso qua guarda, sei tutto tuo, anche a casa. Guarda Perfetto, che, perfetto, che perfetto. casa che ti lascia tuo nonno. Tuo nonno. Siamo a cavallo, siamo a cavallo. Ho già tutte no? le idee pronte. Tutte idee pronte qua, basta avere la buona volontà. Perfetto. Che noi siamo partiti, Vito.
con niente, perché quando era niente, Perfetto nonno, grazie e mille. con scavatore, Pronto? Ciao Marco. Ascolta, guarda che mio nonno mi ha dato le terre, mi ha detto che mi lascia tutto a me e possiamo fare quello che vogliamo. Il nostro progetto finalmente si potrà mettere in atto e speriamo di fare quello che ci piace nella vita e tutto. Va bene? Sì, mi ha detto che mi dà il trattore, mi dà dove mettere gli attrezzi e tutto, e tutto. Siamo pronti. Dai, ci vediamo a scuola per impararne ancora, dai. Ciao Marco. Dai che manca poco, siamo fuori tutti e tra un più. Poi oggi questa conferenza, che cos'è? Non ho neanche capito di cosa si parla. PSR. PSR? PSR era. Sì, mi sembra di sì. Cosa sarebbe? Non lo so, non ho ancora capito. In teoria è un piano della regione che ci aiuta per fare qualcosa. Adesso andremo a sentire sta roba, non ho ancora capita. Va, proviamo, Dai, tanto andiamo alla a fine vedere. Tanto ormai Dai, andiamo. dobbiamo andare, quindi forza dentro. bisogna entrare. Dai. Buongiorno ragazzi, io sono qui per mostrarvi un attimo, per farvi capire cosa può essere interessante, quanto può essere interessante il PSR per voi. Può effettivamente creare tutta una serie di condizioni favorevoli per la vostra attività e per la vostra occupazione, individuando così molto velocemente alcune iniziative interessanti per voi giovani agricoltori e giovani diplomati, ad esempio favorire il ricambio generazionale, sostituire un genitore anziano o comunque una persona all'interno dell'azienda agricola che già avete. Oppure ad esempio salvaguardia e ripristino della biodiversità e quindi una situazione di recupero di piante locali. Cioè ragazzi, deve essere veramente un'opportunità per il nostro futuro. Sì, secondo me è il momento di prendere le cose sul serio e di... Sì, questo PSR ci darebbe anche dei contributi per aprire un'azienda nostra, per favorire il ricambio generazionale, come ha detto. Dobbiamo ascoltare bene perché è un'attività che può veramente essere una grande occasione per noi. Sì, dobbiamo informarci meglio sul PSR ragazzi. Hai ragione. Allora tutto a posto? Tutto a posto. Vedo sì che ha parecchia clientela. Dai, va ancora tutto bene. Sono venuto a ringraziarla per una mangiata dell'anno scorso, veramente Sì, eravamo di passaggio, quindi anche per l'idea che ci ha dato. Adesso noi abbiamo aperto una bella azienda di piante limurgiche, biologiche. Sì. Dai, non Ascoltagli il biglietto da Un visita attimo. E ora produci piante allergiche? biologico. Grazie. E non esiti a contattarci se ha bisogno, che adesso Noi siamo. che gli anziani magari sono andati avanti col tempo e ha bisogno di piante, adesso le produciamo e